Riapertura delle case di riposo alla vista dei parenti, qui siamo all'Istituto Trento di Vicenza, all'IPAB di Vicenza. Per il momento si è riaperto sì, ma con il sistema dell'anno scorso, quindi con un plexiglass al vetro che distanzia ospite e parente. Mamma, dimmi tanto come stai? Io sono sorda, se fatica capire, con la mascherina e c'è problemi da sta pandemia. Beh, ma già poterla magari vedere fuori con il nuovo decreto No, perché ne Speranza. gagna ancora l'ordine, no? Se no sarebbe diverso. È la speranza di Maria Pia, 84 anni, che finalmente ha potuto vedere, anche se con il vecchio sistema, la sorella Paola, 89 anni, ospite della casa di riposo Trento a Vicenza. Il via libera del ministro, la sanità Speranza, alle visite ai parenti in casa di riposo non ha automaticamente aperto le porte alla novità del contatto fisico. Serve comunque organizzazione, capire termini e modi delle visite del Green Pass, questioni tutte in capo alle strutture residenziali che devono anche fare i conti con la privacy. Sarà appunto da capire come tradurre concretamente questa possibilità, quindi con quali eventualmente precauzioni o protezioni e capire cosa vuol dire contatto fisico, quindi baci, abbracci o magari il tocco di mano, quindi adesso valuteremo con la direzione sanitaria. Altra partita complicata e che desta preoccupazione per il contagio sono i nuovi accessi. Attualmente ammontano ad un centinaio i posti liberi all'IPAB e poi ci sono da gestire le uscite e il rientro a domicilio dell'anziano. Sarà un po' appunto adesso da valutare, da decidere assieme alla direzione sanitaria quali possono essere le misure per contemperare il livello di sicurezza ma anche garantire appunto questa maggiore apertura ai familiari. Intanto Maria Pia, nonostante il plexiglass a favore del divisorio, è contenta. Mio un corso già sta contenta di averla vista attraverso il vero, perché la settimana scorsa che era tutto chiuso non vedevo niente perché era specchio nel vetro, perciò almeno adesso l'ho vista in faccia, ecco.